Ancora benvenuti in studio, Cesare Busetto, continuiamo con i candidati di Indipendenza Veneta, circoscrizione Treviso. Venezia, ecco, ho fatto una bella topica, circoscrizione di Venezia. Lei è tra alcuni membri di Indipendenza Veneta che hanno deciso di attuare uno sciopero della fame perché vi siete sentiti ostracizzati, si può dire, da alcune emittenti nazionali. Emittenti nazionali e una parte della stampa, ai quali abbiamo fatto ricorso ai vari organismi di garanzia, perché ci si ostina a considerare 4 candidati alla carica di presidente della regione, invece i candidati sono 6. Quindi escludono deliberatamente 2 candidati, tra i quali il nostro candidato presidente, che è Alessio Morosin, che vorrei ricordare proprio perché noi miriamo molto alla credibilità del nostro movimento. Alessio Morosin è stato l'unico ex consigliere su 226 a aver rinunciato al vitalizio e a tutti gli annessi e connessi, non ora ma ben 6 anni fa. Quindi abbiamo raccolto con fatica, e ringrazio quei 20.000 veneti che ci hanno dato la firma a sostegno della nostra lista per poter presentare la candidatura delle liste e del nostro candidato presidente, quindi non pochi. In 20 giorni abbiamo raccolto più di 20.000 firme, più di quelle necessarie. Perché dice deliberatamente? Può darsi che sia una mancanza, magari a livello nazionale, perché le liste sono uscite l'11 maggio. Può esserci una svista, non dovrebbe nemmeno esserci, perché quando si trattano argomenti così delicati come delle elezioni elettorali, delle competizioni elettorali, tra l'altro stiamo parlando del Presidente della Regione del Veneto, quindi e succede una volta, succede 2, succede 3, si fanno ulteriori segnalazioni e deliberatamente, come è successo giovedì con una trasmissione di Sky, dove da lì abbiamo iniziato uno sciopero della fame, proprio per protestare, per sensibilizzare, perché non si può parlare di democrazia e bistrattarla in questo modo. I veneti hanno diritto, dobbiamo avere rispetto per i veneti che ci hanno dato una mano a raccogliere le liste, e tutti gli altri veneti. Non ci sono veneti di serie A e veneti di serie B. Secondo lei è giusta la par condicio? È una legge equa e la sua applicazione? Ma vede, come molte leggi in Italia, possono sembrare giuste, apparentemente sono giuste, ma se poi non vengono tutelate, non c'è la garanzia del diritto, non serve a nulla, quindi è una macchina che non serve realmente a nulla. Dovrebbe essere rispettata questa pluralità all'interno della compagine elettorale. Perché candidarsi in Indipendenza Veneta? Qual è anche un po' il suo... Io sono la cosa della quale sono più orgoglioso, io sono un socio fondatore di Indipendenza Veneta, quindi 3 anni fa mi sono innamorato di questo progetto, proprio perché Indipendenza Veneta porta avanti l'unico obiettivo, siamo gli unici che parliamo di indipendenza, ed è l'unica soluzione per risolvere gli N problemi che uno Stato fallito come lo Stato italiano non ha più possibilità di risolvere. Tra questi N problemi quali sono i più urgenti in Veneto? In Veneto potremmo elencarne da dove vuole partire. Non so, chiedo a lei quali sono le sue priorità. Dal welfare, sanità. Chi si candida in politica vuole risolvere qualcosa. Istruzione, sì, ma noi vogliamo risolvere tutto. Ma io ascolto ho fatto parecchi incontri, parecchi confronti con altri candidati, e la somma finale, anche progetti interessanti, veramente coinvolgenti, però alla fine stringendo risolvo sempre con dire sì, ma con che soldi, in quanto tempo e come? Perché poi non ci sono soldi, lo Stato italiano sta dragando sempre di più risorse, basta parlare con qualche sindaco di qualche comune veneto e si capisce qual Quindi è la soluzione, perché 21.000 milioni di euro. Il tempo a disposizione Lei calcoli 21.000 milioni di euro che resterebbero sullo Stato nuovo veneto,
resterebbero qui in Veneto per il popolo veneto a disposizione. Io ringrazio anche per la sintesi Cesare Busetto. Grazie a lei. Indipendenza Veneta, circoscrizione di Venezia. Grazie. Concludo questa parte di 7 in punto, in cui l'abbiamo dedicata anche questa mattina alla presentazione ovviamente dei candidati alle prossime amministrative, ma la parte conclusiva di questa puntata di 7 in punto la vogliamo dedicare a un argomento che non è un argomento da sottovalutare, la mobilità quando non si è più giovanissimi. Grazie e ci rivediamo domani mattina con 7 in punto. Arrivederci.